Tutti a posto? Tutti negativi? Dico ai follower di Tosato che Tosato sta bene, perché non ti vedono, chiedono informazioni. Ma sul serio mi scrivono, ma Tosato che fine che ha fatto? La verità è. Allora, partirei con ordine dei lavori. Come vedete, siamo qui con la sorella Lanzarin e la dottoressa Russo. Oggi c'è un bel focus sulla variante e il piano di sanità pubblica, quello che stiamo facendo, insomma, una roba interessante anche con un po' di dati e anche analisi dell'andamento con le curve. Io vi do il bollettino, faccio 2 o 3 considerazioni, sono a disposizione domande, poi devo andare perché devo tornare al Balbi. E probabilmente ci vedremo anche domani. Domani ci sarà l'incontro a Sole Lanzarin e Ingegnere Fattori e il sottoscritto parleremo di campagna vaccinale e di un'ulteriore novità. Eccoli qua, facciamo 2 a colpo. Fra l'altro ho avuto un richiamo da una signora, ha detto: mio marito si alza dal divano, che ho la pena che a segnare i numeri vada un po' più piano, giustamente. Allora, sono tamponi molecolari 5.773.091 e tamponi rapidi 5.403.892. La signora Oderzo l'ho trovato sabato mattina. Positivi di oggi sono 5.275. Come vedete sta aumentando, no? Noi avevamo 4.006 se non ricordo male. Positivi di oggi vuol dire positivi ad oggi in isolamento. Il totale dei positivi dal 21 febbraio del 2020 sono 426.743 intercettati con la campagna di testing. Dopo saranno forse anche stati il doppio, il triplo, non sappiamo quanti fossero o siano stati. Totali positivi oggi, cioè nelle ultime 24 ore, 254. Gli assembramenti danno il loro effetto, diciamo, no? O la scarsa attenzione o l'abbassamento della guardia. 254 su 25.927 tamponi, che vuol dire lo 0,97 di incidenza, cioè di percentuale di positivi sul totale dei tamponi. I ricoverati in totale sono 249 più 6. Dopo parleremo anche di questi 6. Adesso anche Remor abbassare velocemente il cartello, dopo richiamo. I ricoverati in area non critica più i ricoverati in area di terapia intensiva, cioè i 2,49 sono 2,33 più 16. Vedete che in terapia intensiva c'è più 1, poi vi dico anche chi è. Terapia intensiva non Covid sono 3,51, quindi questo è un gran segnale, brutto da dire, vuol dire che gli ospedali stanno lavorando a pieno regime. Se noi avevamo 2,50, 300, 3,51 vuol dire che si preme sull'acceleratore nelle sale operatorie. Un po' purtroppo, l'effetto degli incidenti stradali dell'estate, come sapete, che va a finire poi a dare questi dati. Totale dei decessi 11.623 più 1, 11.623 più 1. I dimessi in totale sono 22.216. Allora, 3 considerazioni veloci. Oggi abbiamo 254 positivi, come avete visto. C'è una prima cosa da dire, che i positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici. Però vuol dire che il virus sta circolando. Sono asintomatici, abbiamo avuto dei ricoveri, 6 ricoveri, fondamentalmente i 3 sono in terapia intensiva negli ultimi 48 ore, sono 3 cinquantenni non vaccinati. Perché poi il quesito che si fa la signora Maria che ci segue dice: ma scusate, funziona o non funziona questo vaccino? Ad oggi il vaccinato non è per noi un elemento
sintomatico importante, cioè è asintomatico o è un pouch, insomma è una persona che sa risolvere con un raffreddore, ad oggi. Ogni roba che dico è sempre ad oggi, ricordatelo all'infinito. Quindi, però c'è questo dato che a me sembra importante, 3 cinquantenni, l'ultimo a Borgo Trento, tutti e 3 da terapia intensiva, ovviamente non invasiva, non stiamo parlando di respiratore, non stiamo parlando di casco, anche questo va detto, non vaccinati. Quindi se c'è una certezza è che un certo muro il vaccino ce lo garantisce. Analizzando i dati inglesi, poi la dottoressa Russo ve ne parlerà, perché ha fatto una bella analisi sui dati inglesi, e la ringrazio perché sui dati inglesi c'è un sacco di premi Nobel che fanno riflessioni sui social. La dottoressa Russo ha preso i ricoverati, i casi a settimana, i casi al giorno, i morti, i decessi, e dice, boh, questa è la situazione. Anche loro non hanno eccessi di ospedalizzazione, però è pur vero che questa variante si diffonde velocemente, perché gli inglesi hanno avuto una settimana più di 30.000 casi, se non sbaglio, no? Sì, 30.000 al giorno, si scusi. Vabbè, dopo la dottoressa vi dà i dati. Quindi noi adesso abbiamo questa certezza, che ad oggi il tema del vaccino è un tema che funziona. Stiamo facendo tamponi, siamo la prima regione in Italia, se vi piacesse pubblicare anche la tabellina ve la diamo a Reggiani. Guarda, vedete la lineetta rossa? Ecco, siamo noi. Quelli che fanno più tamponi su 100.000 abitanti in Italia. Per darvi un'idea, noi ne facciamo 437 su 100.000 abitanti al giorno. L'Umbria ne fa 4,20 che è seconda, il Lazio 3,58 e poi si va giù fino alle ultime regioni che sono Sardegna, Puglia, Calabria e Basilicata, che ne fanno 76, 78 su 100.000. La media nazionale è 2,41. Noi facciamo il doppio della media nazionale sostanzialmente. Comunque ve la do, Alberto, te la lascio. Te la gira, si scusa, io sono analogico, te l'ho mandato il tocco di carta. Allora volevo dire, è fondamentale fare tamponi, ci serve per screenare la popolazione. È uno studio che adesso vedremo fino a quando portarlo avanti in maniera così massiccia, perché giustamente capite che su questa mole di tamponi poi i positivi sono infinitesimali. È vero che anche un positivo per noi è un grande successo, perché riusciamo a creare il cordone sanitario col piano di sanità pubblica, però è altrettanto vero che adesso dobbiamo concentrarci. Dall'altro vi dico anche che screenare così porta sull'incidenza, perché tu vai a cercare anche chi non trova nessuno, no? Quindi dobbiamo ovviamente dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. La nostra incidenza è passata da, pensate, abbiamo avuto la terzultima settimana 5 di incidenza, la penultima 6 di incidenza ogni 100.000 abitanti, cioè 5 casi ogni 100.000 abitanti, 6 casi ogni 100.000 abitanti, 11 casi ogni 100.000 abitanti. È verosimile che sta settimana, visto che stanno spingendo, potremo avere 20, 25, 30 casi. Non siamo preoccupati, perché sappiamo perché. Cioè, vorrei spiegare bene che se andassimo col tampone a cercare l'adenovirus nei cittadini, ne troviamo, ma mai nessuno si preoccupa di andare a cercarlo. Ecco, quindi l'appello anche a livello nazionale è quello di capire bene questa nuova fase, va interpretata, no? Perché la grande mole di asintomatici, e quindi noi ribadiamo un concetto, che è il concetto che abbiamo ribadito, l'assessore l'ha ribadito nella conferenza dei assessori della sanità e anche noi presidenti, e a noi interessa l'ospedalizzazione, che è il vero parametro. Cioè, come se noi ci preoccupassimo della diffusione dell'influenza e andassimo a cercare tutti quelli che hanno il virus e non hanno sintomi o hanno un raffreddore. Uno ti dice a un certo punto, scusa, siccome lo scenario è oggettivamente cambiato e siamo anche in presenza di vaccinazione che prima non avevamo, probabilmente qualche riflessione va fatta. Diciamo che prima partivamo a monte, adesso forse non dico di metterci a valle e aspettare quello che ha bisogno della terapia intensiva, ma a metà strada e dire cerchiamo di testare, capendo che sono cambiati molti fattori. Sulle vaccinazioni abbiamo fatto 47.000 vaccini nelle ultime 24 ore,
stiamo andando avanti bene, ci sono pochi vaccini purtroppo e quindi si va un po' a rilento. Domani vi presenteremo un po' di dati e anche delle comunicazioni per i cittadini, quindi rimanderei l'aspetto dei vaccini a domani. Ultimo aspetto che vi dico, noi abbiamo i Covid point aperti, quindi se qualcuno avesse necessità di togliersi un dubbio, di farsi un tampone perché dice ma mi voglio fare un tampone stasera, vado a cena dai miei genitori che sono anziani e uno non è vaccinato perché ha avuto un problema, utilizzate questo strumento, è gratis e non serve nessuna prescrizione, basta andare in un Covid point della regione. Questo non vuol dire che se la farmacia vi fa pagare il tampone sono dei poco di buono, i farmacisti hanno un accordo con la regione ed è giusto che siano ovviamente pagati i tamponi in farmacia o nel laboratorio. Noi l'abbiamo fatto per questi 2 mesi estivi, abbiamo allargato un po' il cordone della borsa offrendo il servizio gratuitamente a chi in teoria non avrebbe titolo, cioè il cittadino che magari anche, che so, l'ipocondriaco che tutti i giorni si va a fare un tampone perché ha paura del virus. Ecco, in questa fase è possibile. Se avete domande poi vi lascio la dottoressa Russo e l'assessore. Poi allora, ci vediamo domani. Domande per il Presidente, si è prenotato Tosato, poi Nicolussi Moro. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei prima parlava dell'ospedalizzazione che per voi costituisce l'autentico parametro, no, per valutare l'andamento. Allora, siccome mi pare il Ministero della Salute abbia annunciato un po' una messa a punto dei criteri che dovrebbero eventualmente, speriamo di no, ma insomma dovrebbero comportare delle restrizioni in caso di aumento dei contagi. Lei ci dica qualcosa, insomma, circa le previsioni, le sensazioni e le informazioni che ha avuto su possibili conseguenze di questo aumento generalizzato dei contagi. Ma guarda, noi non possiamo davanti sostanzialmente a un fenomeno che ad oggi è rappresentato da asintomatici, che potrebbero essere anche asintomatici, diciamo, indifferenziati, pensare che possano scattare misure, diciamo, di sanità pubblica che erano tipiche di contesti nei quali avevamo gli ospedali a collasso. Oggi noi l'ospedalizzazione è un'ospedalizzazione di 223 persone in ospedale, 233, 223, assolutamente sostenibile, riconducibile a una patologia che comunque magari vale come un'altra che ha 250 persone ricoverate in ospedale in tutto il Veneto. Ovvio è che questa è materia di scienziati. Io penso che sia fondamentale che approfondiscano questo aspetto.
il percorso netto al 100% per tutti, no? Perché sono giovani. 2, soggetti sani, giovani asintomatici, che però rischiano di diventare vettori importanti di diffusione del virus per gli adulti e per gli anziani, che magari non sono vaccinati. Oppure vi ricordo, lo dico a quelli che ci scrivono in queste ore, a tutti noi scrivono in regione, ci dicono, ma spiegate bene cosa deve fare un vaccinato. Allora, intanto cominciamo col dire che guardando le tabelle e i bugiardini dei vaccini, 5% di chi si è fatto il vaccino può non avere la copertura vaccinale. Cioè, ne vaccini 100, 5 in via teorica possono avere il fisico che non risponde, diciamolo così. Il proprio sistema immunitario, ecco, usiamo un termine più scientifico, non dà produzione anticorpale. Quindi quel 5%, se si trova il virus davanti, il virus lo attacca e potrebbe dar vita anche a patologie importanti. Quindi vogliamo mettere in sicurezza tutti. Il vaccinato porti la mascherina negli assembramenti e non dia per scontato che il fatto di essere vaccinato sia patente per fare il triplo salto mortale con avvitamento in totale libertà, perché non è così. Questo non vuol dire che il vaccino non funziona, vuol dire che noi abbiamo l'obbligo di dire come sta. Quanto ai giovani, Filippo, la vaccinazione è su base volontaria. È talmente delicato il discorso rispetto ai ragazzi, perché fra l'altro i minorenni hanno anche una patria potestà, cioè hanno i genitori, che noi diamo informazioni scientifiche dopodiché ogni ragazzo, se maggiorenne, ogni genitore per il proprio figlio deciderà cosa vuol fare. Nicolussi Moro. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Allora, dunque, mi pare di capire che venerdì il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, professor Busaferro, ha ribadito che al momento viene considerata l'incidenza sulla base e l'RT di conseguenza sulla base dei sintomatici. Mi pare di capire che invece la richiesta delle regioni è che adesso si cambino i parametri e si considerino i ricoveri. Ecco, c'è, dottoressa Russo, lei che coordina il tavolo tecnico, c'è un incontro su questo? C'è un'apertura da parte del Ministero? Vi spiace se risponde dopo? No, va bene, basta sì, che ci risponda. L'altra cosa su cui si sta discutendo adesso, mi pareva che l'assessore Lanzarin l'avesse accennato anche in una trasmissione televisiva, il discorso del Green Pass, perché la Francia vuole introdurlo per anche i locali e per i treni. Volevo capire se nel Veneto c'è o ci sarà in atto una sperimentazione. Noi lo facciamo in linea con le scelte nazionali. Quindi, guardate, in Germania tu vai a prendere, in Baviera, tu vai a prendere un caffè al bar, ti registri, ci lasci nome e cognome, c'è proprio un modulo, in modo tale che se accade che il barista è positivo dopo qualche ora o qualche giorno, ti chiama e dice guardi, lei ha avuto contatto con il barista o quel giorno a quell'ora c'era una comitiva con un infettato. Noi qui dobbiamo utilizzare una regola uguale per tutti, non è che possiamo, anche perché è come pensare di svuotare il mare con un secchiello, no? sì. Cioè non è che facciamo norme in Regione Veneto e poi i nostri dirimpettai vivono come se non ci fosse un domani. Io facevo riferimento Sì. alle ultime linee guida che sono state varate in conferenza della Regione settimana scorsa sui grandi eventi, quelli sopra Sì. i 2.000 spettatori all'interno e i 5.000 spettatori all'esterno, Sì. dove si è comunque delineato che per autorizzare questi definiti grandi eventi 2.000 e 5.000 c'è l'obbligo del Green Pass. A quello facevo riferimento, a cui poi seguiranno, mi sembra sia ancora uscita, l'ordinanza del Ministro Speranza. Ok, perfetto. E l'ultima cosa, volevo capire questo, vedendo i dati che ci avete mandato ieri, perché ancora non abbiamo l'aggiornamento di oggi, ma insomma non credo siano cambiati tantissimo. Vedo che c'è, per quanto riguarda la fascia considerata più a rischio, cioè gli over 60, un 60% di vaccinati con ciclo completo e un 82,8% di over 60 che hanno invece assunto la prima dose. Allora, siccome c'è una notevole differenza tra prima e seconda dose, state rilevando un tasso di opposizione da parte di chi ha fatto AstraZeneca e adesso non vuol fare l'eterologa? No, perché c'è la grande differenza tra prima e seconda dose dettata dal fatto che gli
i vaccini a vettore virale avevano le famose 35, Sì. i 3 mesi, scusami. Ma adesso il Ministero ha detto di portarlo a un mese. No, per non cui ha detto di portarlo a un mese. si può fino a 4 settimane? Allora, È una scelta che si può fare, ma noi non la infatti. facciamo. Ah, voi non lo fate? questa è quella Dove che c'è abbiamo l'infetto? presentato, dove attorno al soggetto che risulta infetto, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e soprattutto per i soggetti vulnerabili Sì. accorciamo al minimo quello che è l'intervallo tra la prima e la seconda dose, Ma che per gli vale altri per no? tutti i vaccini. Poi, se ci sono più cluster all'interno di un distretto, abbiamo detto che andiamo con un comportamento, con un'attività che segue la diffusione spaziale dei cluster. Se abbiamo un distretto, più distretti che presentano più cluster, è chiaro che lì dobbiamo avere un tipo di attività che riguarda la popolazione di quel distretto. Questo l'abbiamo presentato la scorsa settimana, aggiungendo che non anticipiamo le altre seconde dosi perché le facciamo tutte a luglio e i primi di agosto. Cioè la grande massa di richiami ce li abbiamo ormai a ridosso. Per noi non ha senso prendere quelli di marzo, scusate, aprile, quando è, e dire guarda, te lo anticipiamo di una settimana perché siamo già qui. Quindi per noi, diciamo, il primo blocco non ha nessun senso, per questo non lo anticipiamo. E l'ultima cosa, volevo capire se avevate avuto notizia dal governo, in base, ormai sta scadendo lo stato di emergenza il 31 luglio, in base all'ipotesi di un eventuale rinnovo a ottobre, No, quindi non lo so. trimestrale. Non lo Ancora so. non sapete. Non lo Ok, so. va bene, grazie. No, non lo so. Io non ho altre richieste per Lascio il alla dottoressa Presidente. Russo. e Ci vediamo quindi- domani, ragazzi. Domani parleremo di vaccini, di novità sui vaccini. Grazie, buon lavoro. Grazie. Parola allora alla dottoressa Francesca Russo. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Come ha detto il Presidente, come ci siamo confrontati oggi con l'assessore, siamo in una situazione in cui dobbiamo mantenere alta la tensione per la possibile diffusione di queste che sono le nuove varianti, ma soprattutto la variante Delta. Secondo le previsioni che vengono fatte anche a livello europeo, l'ECDC dice che entro la fine di agosto il 90% dei paesi europei potrebbe essere potrebbe circolare in tutti i paesi la variante Delta. Quindi è una variante che si diffonde molto rapidamente e che potrebbe appunto interessare tutti i paesi. Abbiamo ricevuto una circolare venerdì o sabato da parte del Ministero, dove praticamente ci dice che ci sono alcuni paesi, tra cui la Finlandia, i Paesi Bassi e anche la Spagna, dove sono stati riscontrati dei focolai importanti. Questi focolai sono stati legati soprattutto in Finlandia, per esempio, al fatto che ci sono state delle manifestazioni sportive, il discorso degli europei, eccetera. In Spagna, soprattutto a Maiorca, sapete che c'è stato un grossissimo focolaio che ha interessato tanti giovani, quindi questi rientrati nei loro paesi di origine hanno dato origine insomma ad altri focolai, infatti sconsigliano assolutamente di fare viaggi a Maiorca. Poi abbiamo visto quello che è la mappa, diciamo, di diffusione dei contagi a livello europeo e al momento il paese che presenta la maggiore incidenza è rappresentato dalla Spagna. Quindi in Spagna abbiamo effettivamente un'incidenza più elevata rispetto a tutti gli altri paesi europei, compreso il nostro, dove l'incidenza insomma è ancora bassa. Sappiamo che tutte le regioni sono in fascia bianca, cioè significa che c'è un'incidenza inferiore a 50 su 100.000 e questo ci colloca in questa fascia di rischio che è assolutamente di basso rischio. È chiaro che l'attenzione, la circolare riprende l'attenzione su quello che abbiamo già detto, praticamente dice quello che abbiamo già messo in opera, che è quello di aumentare, allargare se possibile il numero di tamponi, e un po' tutte le regioni lo stanno facendo, poi quello di fare il contact tracing allargato e quello di implementare come possibile la vaccinazione. Queste sono le misure più importanti. Quello che diceva il Presidente rispetto all'Inghilterra, effettivamente diciamo che il paese dove si è diffusa per prima in maniera importante la variante Delta è stato il Regno Unito. Lì abbiamo praticamente al momento circa
3.000 casi scusate, 3.000 casi al giorno, 30.000 casi al giorno, sono 34.471 quelli segnalati oggi. Negli ultimi 7 giorni 228.000. Rispetto a questi, un numero di ricoveri settimanali di 3.000 ricoveri. La mortalità invece risulta relativamente bassa, 6 nell'ultimo giorno della rilevazione che era ieri, 200 in una settimana. Naturalmente in questo report non abbiamo l'età. Poi siamo andati a vedere come stanno con la vaccinazione, perché sappiamo che l'Inghilterra ha cominciato per prima. Loro hanno un tasso di copertura della prima dose dell'87% della popolazione, per la seconda del 66%. Noi siamo un po' più bassi, però non tantissimo, perché abbiamo più del 60% per quanto riguarda la prima dose e poi circa il 45% per quanto riguarda il ciclo completo. Per quanto riguarda il Veneto, negli over 12 anni, quindi che è la popolazione vaccinabile, il 45,5% e il 67,3% per quanto riguarda la prima dose. Quindi non siamo messi male. Questo diciamo di aumentare, di incrementare la popolazione vaccinata, soprattutto completare il secondo ciclo, come si diceva, ma anche iniziare, quindi i nuovi vaccinati costituiscono quella cortina che ci permette di bloccare la diffusione di questa o di altre varianti che si potrebbero presentare. Questo è importante. Poi la cosa importante è quella che si è detto anche prima, e noi stiamo insomma monitorando in maniera molto stretta quella che è l'età dei casi positivi. Abbiamo un'età mediana dei casi positivi che è intorno ai 22-23 anni. E questo, insomma, ce lo spieghiamo dal fatto che la maggior parte dei cluster che si sono verificati sono stati legati a soggetti giovani o che si sono spostati. Come? In Veneto, sì. Sia che si sono spostati magari per viaggi oppure che hanno frequentato delle feste varie, magari gli stessi soggetti che, come insomma succede nella vita comune, nella vita normale, insomma diverse comitive che poi si incontrano, fanno le feste, queste varianti e questi casi si diffondono. Infatti, se andiamo a vedere il tasso delle nuove infezioni, vediamo che in tutte le fasce d'età diminuisce, tranne ed è in aumento quella 15-24. Proprio questo è assolutamente, insomma, evidente, assolutamente significativo. Allora, siccome una parte di questi ragazzi, insomma, di queste fasce d'età non sono vaccinati, lì è molto importante via via, insomma, che si vaccinino, se questa rappresenta la loro scelta, ma che soprattutto adottino comportamenti corretti. Questo io credo che si possa, insomma, e si debba assolutamente fare per evitare di allargare questi focolai e di diffondere la malattia. La maggior parte appunto dei casi l'abbiamo visto in queste fasce d'età, l'incidenza ne ha parlato il Presidente, l'ultima è stata 11 su 100.000 e poi abbiamo che guardando invece per esempio le fasce più, ma questo lo vediamo a livello nazionale, lo vediamo anche a livello regionale, le fasce dei soggetti ultra settantenni, ultra ottantenni non abbiamo casi, tranne qualche caso sporadico, per fortuna non abbiamo morti e non abbiamo ricoveri, insomma, quindi non c'è, diciamo che è molto evidente l'effetto della protezione derivante dalla vaccinazione. Questo è molto importante. Adesso cercheremo di andare a valutare in maniera più specifica i casi che riscontriamo, che abbiamo riscontrato positivi nei soggetti vaccinati, per capire se avevano fatto tutte e due le dosi e anche il tempo, perché è una cosa che abbiamo già visto che in alcuni che sono risultati positivi dopo la seconda dose, in una buona parte dei casi avevano fatto da pochi giorni la seconda dose, quindi non c'era stato il tempo perché si sviluppasse l'immunità legata all'effetto booster. Quindi anche questo, insomma, poi vi faremo sapere. Per quanto una cosa molto importante, oltre che rispetto all'età, l'abbiamo riscontrata anche, per esempio, negli operatori sanitari. Negli operatori sanitari i casi sono quasi pressoché scomparsi. L'incidenza è veramente bassissima ed è molto molto rappresentativo del fatto che gli operatori si sono vaccinati e che l'incidenza è crollata. Quindi questo
è importante. Quindi la copertura alta che abbiamo raggiunto, superiore al 95%, sia negli ultraottantenni sia negli operatori sanitari, rappresentano sicuramente delle barriere nei confronti del virus. Per quanto riguarda il discorso degli indicatori di monitoraggio di cui si accennava, c'è un gruppo di lavoro che comprende, oltre alla Regione Veneto, altre 4 regioni, che sono il Lazio, la Lombardia, Trento, la provincia di Trento e il Molise. Siamo stati individuati per diciamo, essere in questo tavolo di lavoro con l'Istituto, il Ministero, lo Spallanzani, per rivedere quello che è il decreto del 30 aprile 2020 sui 21 indicatori che abbiamo avuto più volte modo insomma, di anche discutere in questa sede. Da 21 c'è stata la proposta di ridurli a 12, questo per un discorso di semplificazione e perché si è visto che alcuni indicatori non erano molto informativi, per cui non vengono riproposti. Siamo ancora in discussione, comunque dovremmo insomma terminare a breve, e in questa valutazione degli indicatori si punta molto, come si diceva prima, sui soggetti sintomatici, quelli che principalmente vengono ricoverati in ospedale, che possono rappresentare una situazione di stress sulla tenuta del sistema sanitario, perché poi dall'esperienza maturata si è visto che questo è il fattore più importante, la capacità di un sistema sanitario regionale di reggere alla pressione determinata dai ricoveri ospedalieri, sia in area non critica sia in area critica. Quindi questi sono gli elementi più importanti. La capacità dei sistemi sanitari regionali di reggere alla pressione dei ricoverati, sia in area non critica che in area critica. Scusate, sono stata troppo veloce. No, sono concetti insomma che abbiamo anche ribadito anche altre volte. Vede? E la velocità della contagiosità è uguale alla velocità di parola. Non decidiamo, noi facciamo parte di un gruppo di lavoro e quindi portiamo la posizione delle regioni. C'era già stata una forte discussione, questa cosa qui non è oggi, ne abbiamo parlato 3 mesi fa forse, cioè il gruppo di lavoro è stato costituito 3 mesi fa e ha lavorato 3 mesi fa portandoli già a 12, cioè il gruppo di lavoro alle regioni, per capirci, insieme con gli altri soggetti. Sono stati anche illustrati in conferenza delle regioni, quindi c'è stato il via libera anche da tutte le altre regioni, sono passati anche in Commissione Salute, dopodiché ci si è arenati ed è invece uscito il provvedimento, quello che prevedeva, se vi ricordate, quanti tamponi, l'incidenza per area bianca, area gialla, quello ultimo che prevedeva. E quindi non è mai uscito in maniera ufficiale quel documento e quella revisione, quindi il lavoro era già di fatto fatto, adesso è stato ripreso e quindi ci sono queste interlocuzioni degli ultimi giorni che dovrebbero quindi portare a una definizione del tutto, ecco. Quindi non è qualcosa di nuovo, ma era qualcosa che si era già lavorato e poi però si è arenato perché nel frattempo sono subentrati altri provvedimenti. Però la posizione è sempre la stessa, cioè le regioni hanno sempre dato questa posizione. Sì, mi ricordavo, però. RT ospedaliero. Ok, però al momento anche la riclassificazione di venerdì sarà sui vecchi parametri, certo, allora? Certo. Perfetto. Mi scusi, questo perché c'è il rischio, visto la diffusione della variante Delta. No, scusate, la dottoressa ha finito? No, volevo solo dire per quanto riguarda la variante, volevo dire l'ultima informazione per quanto riguarda la variante Delta. Naturalmente sta continuando il sequenziamento, sapete che adesso tutti i positivi vengono sequenziati e abbiamo fatto un report velocissimo stamattina per darvi il dato più aggiornato e siamo a 81 soggetti sequenziati con variante Delta e 4 con una variante simile, diciamo appartenente alla stessa famiglia, quindi sono 85. No, è sempre la variante B1 617.1, mentre la Delta e l'altra è la B1 617.2. Quindi sempre variante Delta. E poi sempre insomma
52 di variante inglese. Quindi comunque abbiamo visto che al momento c'è stato un po' un numero, è cresciuto il numero di variante Delta. Ecco, questa è proprio la notizia di questa mattina. Se la dottoressa Russo ha finito, diamo il via alle domande. Si era prenotata Moscati, poi Prigioni, poi Nicolussi Moro e poi Vanzano. Sì, buongiorno dottoressa. L'ultima riguarda questi dati che ha dato, cioè la prima domanda riguarda questi dati che ha dato, cioè 81 che poi sono 85, su quanti? Allora, diciamo che il numero dei positivi totali non sono quelli, l'ultimo monitoraggio è stato fatto la settimana scorsa, quindi nell'arco di una settimana. Poi, come vi ho detto, non è possibile definire proprio il numero al denominatore, perché alcuni non vengono sequenziati se sono linkati epidemiologicamente, però noi li conteggiamo. Infatti quelli che sono linkati epidemiologicamente su questi 75, in questo caso sono 6. Benissimo. Quindi significa 75 sono stati sequenziati, sono variante Delta. 6, pur non essendo stati sequenziati, vengono assunti come essere appartenenti alla variante Delta perché magari sono conviventi. Ecco, questo è il discorso. Quindi sono 81 per quelli, più i 4 che vi ho detto che è un sottotipo della variante Delta. Poi ce ne sono 52 di variante Alfa, e poi sì, quindi della variante inglese, 2 per quanto riguarda, anzi 12 per quanto riguarda la variante brasiliana, e poi abbiamo altri 2 tipi di variante che insomma sono 2, che è la variante E484, che è quella K che dicevamo prima. Quindi diciamo che questi, poiché stiamo aumentando il sequenziamento, avremo sempre di più rispetto ai positivi la nostra sierotipizzazione, quindi l'appartenenza. Questo ci permette di capire come si diffonde, come cammina, insomma, anche l'evoluzione, la sintomatologia. Questo sono tutte informazioni estremamente importanti. Ecco, però siccome la scorsa estate è stato un po' così, no? Al momento delle riaperture poi ci sono stati i contagi, erano quasi tutti asintomatici, e al di là del discorso, diciamo, vaccinazione che protegge soprattutto, ecco, le persone più deboli, ma il problema adesso è questo. La gente si domanda, ma mi devo aspettare ovviamente un peggioramento, e dice, ma allora il vaccino? E poi un'altra domanda, che era quella che volevo chiederle. L'altro anno si era detto tanto, e si è detto anche quest'anno, che con il caldo il virus si sarebbe assopito. Allora, il fatto che lo si trovi è, come diceva prima il Presidente, perché comunque se non si cercasse nessuno se ne accorgerebbe, e perché ovviamente non dà dei sintomi. Cioè, il fatto non è che non esista d'estate, ma non dà dei sintomi, oppure è diversa la cosa riguardo al fatto del caldo. Diciamo che è vero sia l'uno che l'altro. Allora, è chiaro, nel nostro emisfero, l'aumento delle temperature nei nostri paesi, l'aumento delle temperature determina una riduzione della circolazione dei virus respiratori. E questo è un dato di comportamento dei virus di tipo epidemiologico, perché anche la circolazione dei virus ha una certa periodicità. Poi è vero anche che su questo tipo di virus, quindi su questo coronavirus, questo SARS-CoV-2, c'è un'attenzione molto alta, per cui vengono fatti molti test e vengono studiate, diciamo, tutte le varianti del virus, per cui il fatto di cercarlo e il fatto che tutti abbiamo, sia a livello europeo sia a livello nazionale, sostenuto che è molto importante tenere monitorata la circolazione del virus, soprattutto quando sappiamo che si sta diffondendo una nuova variante, ci porta a trovarlo e poi a tipizzarlo e ad individuarlo, anche nei soggetti asintomatici, perché ci sono anche i soggetti che rientrano dall'estero, per cui è obbligatorio fare il tampone anche a rientro, e poi ci sono praticamente tutte le occasioni ricreative che andiamo a ricercare.
Questi per quanto riguarda gli asintomatici. Non dimentichiamo che fra questi, tutti i casi che noi diagnostichiamo, anche se i ricoverati sono pochi, ci sono i soggetti pauci-sintomatici, cioè quei soggetti che per sospetto clinico vanno praticamente a fare il tampone. Da lì troviamo il positivo e da lì si allarga, perché così vogliamo fare, vogliamo allargare, l'abbiamo detto, allargare i cerchi, allargare il contact tracing. Quindi è vero che c'è una ridotta circolazione, ma è vero che il virus, questo tipo di coronavirus caratterizzato da questa variante, ha un'alta contagiosità, quindi rapidamente contagia molte persone. Perché contagia i giovani? Uno, perché la maggior parte dei soggetti, diciamo, anziani o comunque over 60 sono vaccinati, quindi non avremo mai la controprova. Se tutta la popolazione fosse suscettibile, probabilmente andremo in lockdown, ok? Perché i casi aumenterebbero tantissimo. Colpisce i giovani perché sono quelli che hanno i maggiori contatti, perché viaggiano, perché hanno attività ricreative, eccetera. L'anno scorso, se vi ricordate, c'era un'altra cosa, che molti erano soggetti che rientravano dall'estero, avevamo avuto molti casi, funerali, le feste, le cose di soggetti che rientravano. Terzo elemento, ci siamo abituati anche a capire che come circolazione nella fase 1 avevamo un determinato virus, in estate circolava un altro virus, nella seconda fase avevamo un altro virus ancora, adesso abbiamo un altro virus ancora. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci troviamo di fronte a un virus che muta continuamente. Muta anche perché il suo interesse è quello di adattarsi all'uomo e quindi non ucciderlo, ma cercare di convivere nel tempo. E quindi questo potrebbe anche essere poi la fine della pandemia, perché così succede. Però accanto a questo dobbiamo interrompere questa capacità del virus di riprodursi e questo lo possiamo fare solo con la vaccinazione. Sono le vaccinazioni che hanno sconfitto le pandemie. Quindi pian pianino creeremo questi muri e pian pianino il virus si abituerà, diciamo, a circolare in una popolazione non completamente suscettibile, quindi non dare più pandemie ma epidemie, come succede per esempio per l'influenza. Ecco, questo Grazie. è l'obiettivo. Tocca ad Antonella Prigioni. Buongiorno, qual è attualmente l'incidenza della variante Delta tra i positivi? Mi pare che l'ultimo dato che ci aveva dato Era l'11%. dell'11,11, non abbiamo ancora il dato perché queste sono delle survey nazionali. Adesso in genere ce lo comunica l'IZS, appena insomma ce l'avremo vi faremo sapere. In genere ce l'abbiamo verso fine settimana, insomma giovedì, venerdì abbiamo quel dato. Grazie. Michela Nicolussi Moro. Sì, sarò rapida, dottoressa. Volevo chiederle questo. Secondo i dati che ci ha fornito sempre il Ministero della Salute, il Veneto nell'ultima settimana risulta una delle regioni che ha registrato un maggiore aumento di contagi, più 116%, dopo il Molise che addirittura più 271% e la Sardegna che ha più 168%. Tutte le altre sono comprese tra più 27% e più fino a un massimo di 60-70%. Volevo capire, questo più 116% è legato esclusivamente alla variante Delta o siccome la variante Alfa continua comunque ad essere al 52%, c'è una concomitanza e quindi è anche difficile per voi cercare di fare un po' il quadro della situazione? Allora, i dati della scorsa settimana si riferiscono a una circolazione dove la circolazione della variante inglese era superiore alla variante Delta, perlomeno per quello che noi sappiamo, per quello che abbiamo riscontrato. Questa settimana vedremo. Comunque anche questo discorso delle allerte credo che sia molto importante perché noi abbiamo avuto un'allerta sull'aumento del tasso di positività che è aumentato dallo 0,3 allo 0,4 e invece in altre regioni dove è passato dal 3 al 2,9 c'è stato un decremento, quindi attenzione alla valutazione di questi dati, perché bisogna considerare il numero intanto dell'aumento di positività rispetto insomma alla loro significatività, quindi questo del tasso di positività è una cosa che noi insomma consideriamo in maniera molto importante. Poi quello che diceva prima anche il Presidente, il numero di tamponi che vengono fatti, perché altrimenti i dati non sono confrontabili. Una cosa su cui
tutte le regioni hanno tenuto, insomma, perché venisse inserito anche questo nell'ambito del monitoraggio di cui parlavamo prima, e quello che tutte le regioni facciano anche un numero minimo di tamponi che renda, insomma, i tassi e tutti i valori che noi riscontriamo tra loro confrontabili. Ecco. E quale sarebbe il numero minimo di tamponi? Avete Allora, già in questa deciso? fase sarebbero 150 su 100.000, quindi molto, un terzo praticamente rispetto a quelli che facciamo. Però noi, come? 7.500, sì, cosa ho detto? Sì, un terzo di quello che facciamo, grosso modo, perché noi abbiamo, insomma, accelerato, ampliato, no? Sapete, la nostra strategia. Quindi siete arrivati ai 30.000 al giorno di tamponi? Siamo arrivati a 25.000 che avete visto oggi. Ok, perfetto. E l'ultima cosa, magari lo sa l'assessore, diceva il Presidente, purtroppo ci sono stati 3 ricoveri di 50enni non vaccinati, uno a Borgo Trento, se non ho capito bene, e gli altri 2? Due sono a Borgo Trento, 2 sicuri a Borgo 2 a Trento, Borgo il terzo Trento. non lo so sinceramente, però Ok. 2 sono sicuri che sono quelli di Borgo Trento. E di tutti e 3 Verona. non vaccinati? Tutti e 3 abbiamo verificato non vaccinati. Mentre i ricoverati in area non critica, anche loro non hanno il vaccino? C'è qualcuno con prima dose? Ci può essere anche qualcuno con la prima dose. Ok. Probabilmente, insomma, non abbiamo l'elenco, però insomma, siccome ci sono anche soggetti con la prima dose, abbiamo sempre detto che la copertura, comunque per avere una copertura maggiore, non totale, ripetiamo che, ma lo sappiamo che il vaccino comunque non ti dà copertura totale, insomma, è sempre stato scritto e specificato, sicuramente quelli con la prima dose sono molto più a rischio e si è visto, insomma, rispetto a quelli che hanno completato il ciclo e sono passati anche i 15 giorni dopo la seconda dose. Ok, grazie. Se posso aggiungere una cosa, secondo me importante, è quella anche dei tassi dei ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica, che fanno parte della valutazione delle regioni. E noi, diciamo, abbiamo dei tassi bassissimi che sfiorano dallo 0 all'1%, quindi al momento, ecco. Alda Vanzan. Buongiorno dottoressa, solo per sapere cortesemente se i 3 ricoverati 50enni in terapia intensiva sono già stati sequenziati, cioè se è delta, alfa o altro. Non lo sappiamo, però ve lo facciamo sapere. Insomma, abbiamo continue interlocuzioni con l'istituto zooprofilattico, quindi questi 3 adesso vedremo. Se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo o per l'assessore Lanzarin, possiamo chiudere qui e appuntamento a domani. Grazie a tutti.